Beh, partendo dalle caratteristiche dobbiamo dire che è un intervento che dovrebbe avere un certo tipo di riqualificazione abbastanza importante. Non dimentichiamo che si tratta di un immobile che ha storia già dal 1600 e dove negli ultimi anni ha avuto un degrado allucinante, è stato molto degradato. Per quanto riguarda le tempistiche e insomma, quale sarà l'indirizzo d'uso di questa nuova area? L'indirizzo d'uso sostanzialmente è suddiviso in tre parti specifiche. Una è una parte residenziale sul mulino, di cui si trovano alloggio anche una serie di appartamentini legati al ricettivo. Una parte a direzionale dove ci sono degli uffici, ci sarà una caffetteria all'interno con anche annesso una sorta di piccola gastronomia per gli usi comuni, per gli usi diciamo più semplici, non certo il supermercato. Mentre la parte a nord, la parte quella residenziale, sono delle ville o degli appartamentini e degli appartamenti con degli attici sopra. Per quanto riguarda le tempistiche e anche gli investimenti in campo, che cosa ci dice? Gli investimenti sono abbastanza cospicui. Partiremo prima con la ristrutturazione della parte storica che presumiamo di consegnare entro primavera-estate 2026, mentre la parte residenziale vera e propria, che è la parte a nord, crediamo di terminare a metà 27 fino diciamo i primi del 28 di sicuro. E la visione che c'è dietro questo progetto? Beh, la visione è sostanzialmente quella di di ridare a un territorio come quello della mia città, Treviso, una sorta di riqualificazione perché un'area considerata alla porta di Treviso, non dimentichiamo che di lì tutta una parte di grande cittadinanza viveva in quel territorio lì, perché arrivavano le navi da Venezia, le barche da Venezia trainate dai buoi con il grano per poter poi essere macinato, per essere distribuito. Lì ci lavoravano centinaia e centinaia di persone, poi il percorso, la storia ha fatto sì che l'immobile venisse abbandonato già da 40 anni a questa parte e aveva preso una sorta di degrado incredibile. La visione è stata quella di capire che dietro c'era, secondo il mio punto di vista, una grande potenzialità, però ripeto non è stata una cosa molto facile perché l'intervento è molto grosso e non è un intervento che si possa spezzettare in 4-5 parti, o lo fai tutto o lo fai tutto. Comunque abbiamo iniziato con le prime attività di messa in sicurezza delle parti storiche, dei tetti eccetera, abbiamo demolito tutte le parti incongrue, amianto eccetera, e abbiamo fatto un po' di pulizia. Anche dal punto di vista ambientale c'è un'innovazione in questo senso? Beh, assolutamente sì. Andremo a piantare oltre 600 piante che il Comune appunto ha messo nella convenzione che abbiamo sottoscritto, che stiamo sottoscrivendo quella nuova per effetto della variante che è in fase di approvazione. E poi una sorta di edificazione moderna dove il legno, il green comunque fa parte, materiali naturali. Ovviamente quello che c'è il legno che avrete avuto modo di vedere all'interno, tutto legno storico che ha origine veramente tanti anni e mi fa specie sapere che edifici di questo tipo abbiano una data storica veramente importante. Passato e futuro che si incontrano in questo progetto? Sì, passato e futuro che si incontrano sicuramente sì, non abbiamo inventato tante cose, abbiamo fatto sì che si rispetti quello che c'era, creando ovviamente le dovute modernità, dall'impiantistica moderna a tutto quello che ci va dietro, perché alla fine oggi dobbiamo vivere in questo contesto. Chiaro che negli immobili storici abbiamo dei grossi vincoli, come quelli di non poter fare le terrazze, però creeremo delle logge all'interno per dare quel senso di vivibilità anche esterna. Uno vuole farsi il giardinetto esterno, se ha la piccola loggia, parlo di mulini. Poi tutto il resto c'è una sorta di viabilità interna molto green, senza le macchine che possono interferire con il traffico dei bambini, dei ragazzi all'interno appunto del villaggio, chiamiamolo così, abitativo.